c'è un fatto importante che segna uno spartiacque tra un prima e un dopo del marchesato, è il 1487. Nel 1487 Ludovico II è costretto a riparare in Francia perché Carlo I di Savoia aggredisce il marchesato e in parte lo conquista. Nel marchesato resta la prima moglie, Giovanna del Monferrato. Lui però deve scappare, scappa con alcuni collaboratori e va in Provenza. Tutto questo poteva essere il momento della fine del marchesato, poteva essere un'apocalisse vera e propria per il marchese e per il suo regno. In realtà, ora vedremo, si trasforma in qualcosa di nuovo, è una rinascita, una vera rinascita che da quel momento lui contribuisce col suo intuito, probabilmente diplomatico, forse anche con un po' di fortuna, a realizzare. Perché esattamente 3 anni dopo il Savoia muore. Lui può rientrare in Italia, rientra nel marchesato e riprende possesso del suo regno. Ma in quei 3 anni della Provenza, dove peraltro lui è nominato luogotenente di Provenza, probabilmente conosce più a fondo quella realtà e conosce anche qualcuno, qualche artista, una serie di artisti, fra i quali probabilmente proprio il nostro Hans Klemmer. È proprio attraverso i ritratti che Hans Klemmer fece di tutti i personaggi della corte che ci possiamo concentrare sui visi dei marchesi, in particolare Ludovico II. Certamente una caratteristica che vediamo nei ritratti di Hans Klemmer, che ritrae Ludovico II, è questo naso importante. È una caratteristica proprio dei marchesi di Saluzzo. È una caratteristica che accompagna, direi, l'iconografia stessa della storia del marchesato. E il suo sguardo così severo, ma allo stesso tempo di uomo che comprende i problemi degli altri, forse. E questa era una delle sue capacità, così viene ricordato da alcuni biografi. Quando lui torna da questo esilio forzato, la prima moglie purtroppo muore, Giovanna del Monferrato. Ludovico II cerca una nuova moglie e non cerca una persona qualsiasi. Manda in Francia un suo segretario particolare, si chiamava Gioffredo Caroli, e lui compie un viaggio memorabile perché va fin verso i Pirenei, va a Foix, una contea importante, di una casata altrettanto importante, e là conclude un vero e proprio contratto matrimoniale con Gaston de Foix-Candale. Margherita di Foix si chiamava. Arriva a Saluzzo nel 1492. Aveva una differenza di età notevole rispetto a Ludovico II. Ludovico II era nato nel 1438, lei era nata nel 1473. E dal ritratto che ci ha regalato Hans Klemmer possiamo notare tanti dettagli che fanno emergere il suo carattere. Deve essere una donna molto bella, i capelli forse ramati, biondi, che escono dalla velatura che Hans Klemmer realizza e ci parlano di una dolcezza tipicamente rinascimentale. Dopo aver tratteggiato in modo raffinato il volto di Margherita, inserisce un dettaglio poco visibile e relativo alla decorazione degli abiti, perché nei gioielli che lui con estrema raffinatezza rappresenta, inserisce tutta una serie di margherite, come un omaggio alla marchesa. Noi non sappiamo con certezza quale fu il percorso seguito da Hans Klemmer, però io immagino questo uomo, giovane artista, nel pieno delle forze, che arriva dalle pianure del nord Europa, dalle Fiandre, e poi ha conosciuto il sole della Provenza, le novità anche dell'arte provenzale. E improvvisamente si trova, probabilmente ad Orso di Mulo, a dover attraversare le Alpi. Forse passa attraverso il buco di Viso.
È un'opera unica che Ludovico II era riuscito a progettare. È il primo traforo delle Alpi. Meraviglia e mistero sono le due parole che mi vengono in mente pensando ad Hans Klemmer. Noi conosciamo veramente poco della sua persona, della sua vita, perché non sappiamo la data di nascita e forse abbiamo delle indicazioni sull'anno in cui morì. A Saluzzo certamente visse a lungo e bene, perché trovò anche l'amore. Si sposò con Caterina Milaneti, una cittadina saluzzese. E proprio da un documento del 1512 sappiamo che lei vedova intende risposarsi. Evidentemente Hans Klemmer muore tra il 1511 e 12, però non lo sappiamo con certezza, come con certezza non sappiamo l'anno di nascita, sicuramente prima degli anni 80, perché nel 1496 realizza già quel capolavoro che è a Cellemacra, quindi doveva essere più che ventenne. Ora, Hans Klemmer, che volto poteva avere? Noi non lo sappiamo. Forse simile a uno dei bellissimi volti dei santi protettori della diocesi e del marchesato. San Costanzo, San Chiaffredo, personaggi con i capelli fluenti, lunghi, lo sguardo nordico. E c'è un indizio però. Alcuni storici hanno pensato che si fosse realizzato l'autoritratto della Madonna della Misericordia, perché nella parte sinistra, tra la corte, alle spalle del marchese, tutti i personaggi guardano verso il centro della tavola, verso la Madonna appunto. Uno solo guarda verso l'alto, come a cercare ispirazione. E allora forse questo volto di un personaggio giovane, attento e energico, che vuole raccontarci qualche cosa e riesce in modo formidabile. Forse, continuando tra i volti di santi, anche il volto che compare in un piccolo dipinto in una collezione privata di Torino, che tempo fa la Fondazione Zeri, Federico Zeri, indicò come opera attribuibile ad Hans Klemmer, in cui c'è lo sguardo attento di questo santo che ci osserva, è quasi come se volesse parlarci. Hans Klemmer riesce a capire che da questo versante delle Alpi sta succedendo qualche cosa di immenso, si chiama Rinascimento. Ed è in questo passaggio che lui dimostra di assimilare le novità. Una cosa è certa, che Caterina Milanetti, in quel atto davanti a un notaio in cui intende sposarsi, ricorda con un grande affetto i gioielli che aveva regalato Hans. Quindi era una persona che probabilmente amava anche un certo lusso, e in fondo lui è l'esempio di artisti del Rinascimento che da artigiani, da persone poco influenti, si ritrovano a dialogare con le personalità importanti delle corti. Ecco, in un volto simile, forse, si nascondeva lo sguardo di questo autore del nord dell'Europa che si trovò a lavorare negli anni in cui in Italia esplodeva il Rinascimento.